tutto il male, con tutto il cuore, per tutto il male. Buonasera, buonasera su TV Paradise, a tutta la bellissima Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, a tutte le persone che hanno chiamato. E che dire, avete fatto una bellissima Pasqua e Pasquetta e oggi sono qui per tutta Taranto e da Moffetta un bacio. Ma che c'è pace solo tu mi fai morire, voglio fare rossa ma che perde posso che. Stavo caroce che ha saputo combinare, m'ha fatto innamorare. Pure volere sei fatto decisivo tu, ma se non vuoi mi fa sta male sempre più. Vicino a te santo non chiasse pure te, ma ti voglio così. Cada portata di interiore di me, non vada quasi non mi fai morire. Anima mia, il tempo con la te non è passato, si bella come quando mi sposate, ed adesso siamo pazzi innamorati. Se dico amore per me, se ne manco va saremo amore, ma stringe non mi sarà che sta amore. Per tutta la bellissima Cerignola, Salzavero, Lucera, Foggia, San Ferdinando, su TV Paradise. Eccoci qua, buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo anche dare gli auguri già passati della bellissima Pasqua a tutte le persone malate, a tutti i detenuti, a tutta la bellissima Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, un bacio a tutta l'Italia. C'è telefonata, no? Allora che cosa volevo dire ancora? Un grazie forte forte a tutte le persone che mi hanno contattato telefonicamente poco fa e in particolare tutti gli amici da Molfetta, Vito, un bacio a Luciano. Pronto? Tutta la bellissima Molfetta, perché oggi mi sono venuto a trovare a casa. Pronto? Michele? Sì, chi è? Ciao, sono Antonella, la moglie di Zio Vittorio. Ciao Antonella, buonasera, come stai? Tutto a posto, a te? Tutto bene, tutto bene. Ciao Vittorio, tutto a posto, sì? Sì,
Sì, sì, tutto a posto. Ascolta, mi fai sentire la canzone Trattagliole? Ah sì, va bene, sì. Più tardi sì. Ascolta, salutami la famiglia Bernardo, Un bacio alla famiglia Bernardo, alla famiglia la, Ferro. la famiglia Ferro, Sì, la famiglia Valerio mi associo. e la famiglia Traisci. Va bene, signora Antonella, va bene. E un bacio particolare a zia Teresa. Un bacio a zia Teresa, forte forte. Antonella, ricordate che il 1° maggio io sono a Foggia al ristorante Quelli della Notte, pranzo Lo so, spettacolo, Michele. Lo so, sono già informata. Mi raccomando, non mancate, eh. Non ti preoccupare, un bacio a te e alla tua famiglia. Grazie. Un bacio Antonella, grazie. Dedica la canzone a me e mia cognata Antonietta, mi raccomando. Va bene, a te Antonietta e ciao Vittorio. Va bene, a Giuseppe anche. Va bene? Un bacio alla famiglia Ferro da Foggia, in particolare Antonella, la signora Aurora, un bacio forte forte. E poi volevo mandare tanti saluti alla famiglia Bernardo, a Massimo, sua moglie, alla piccola Suami, a tutta la bellissima Foggia perché mi segue sempre, no? Alla famiglia Bruno un bacio, a Giuseppe con sua moglie, ad Antonio, Bruno da Foggia, il nostro lavagista, e che dire, poi tanti saluti, in particolare va fatto anche al centro video di Cerignola, un bacio forte forte. E qui ci sono tanti saluti che è meglio perché li dobbiamo dare al mio regista perché lui legge e sa fare tutto là. Pronto? Tieni il succo, Pronto, buonasera. Sono Silvana, Silvana, pronto? provincia di Foggia. Buonasera. Buonasera. Buona Pasqua già fatto. Grazie, grazie altrettanto. Michele, mi metti una canzone tuo piacere? Va bene, la prossima che farò la dedichiamo. A chi la dobbiamo dedicare? A Roberto e Valentino. Sì? E poi? Angela, Gianni e Rita. Va bene. Va Va bene? bene. Buona serata, tanto Grazie, un bacio pure a voi, grazie. Grazie, un bacio. Grazie. Grazie. E poi volevo fare anche tanti ringraziamenti a Pino Grazioli, il proprietario di questa bellissima struttura TV Paradise, un bacio forte forte, tutta la regia perché è il top. E volevo ancora mandare tanti saluti, in particolare anche a Vito e a Luciano perché da Molfetta sono venuti fino a Cerignola oggi pomeriggio per farmi tanti saluti perché loro adesso partono per la Svizzera. Quindi un bacio forte a tutta la bellissima Molfetta, a Vito Magrelli, a Luciano, a tutti gli amici, un bacio forte forte. C'è telefonata? Michele, Sì? ci sono dei messaggi. Sì. Tantissimi saluti da Carmela con il brano di Mauro Nardi, A piacere. Va bene, Prossimo, un bacio a Carmela. tantissimi saluti da Vito da Molfetta con i cugini. Un bacio a Vito. Tanti baci da Rosa De Santo con il figlio Pasquale con il brano Figli Puril. Sei grande Michele Nasti. Un bacio. Prossimo bacioni da zio Vincenzo, Sì. con tutta la sua famiglia e nipoti. Un bacio a zio Vincenzo con tutta la sua famiglia, i suoi nipoti, un bacio alla famiglia Vinchio. Tanti saluti da zia Maria Viniello, il marito Antonio e i suoi figli. Un bacio. Va bene, va bene, va bene. Allora, vogliamo cantare e poi prendiamo altre telefonate, va bene? Sì? Ok, va bene? La dedichiamo alla famiglia, prendiamo la telefonata e poi cantiamo, va bene? Ok, va bene. Pronto? A tutto a Barletta, a Saverio. Pronto? Ciao Michele, sono Enrico da Cerignola. Oh. Ciao Enrico, buonasera. Ciao, in bocca al lupo, mo ti passo un amico che ti vuole salutare, Michele. Va bene, un grande. va bene, grazie. Che siamo qua a cenare a vederti. Grazie, grazie. A voi Michele Nasti, buonasera. Buonasera. Chi è? Sono Pino Po. Un bacio forte a Pino. Ciao Pino, come stai? Tutto a posto, Michele, in bocca al lupo, che sei grande. Crepi? Va bene, un bacio forte a te, il tuo piccolino, la tua famiglia, tuo padre. Mi fai una dedica? Sì. A chi volevo dedicare sta canzone, Peppe?
A tutti i Cerignoli, a tutti gli amici, compà. Va bene, a tutti gli amici del box, va bene? Ok, un bacio, frate. Un bacio, ciao Pino, grazie, un bacio a tutta la bellissima Cerignola. E poi tanti saluti ancora da Taranto per Mimmo Celluna, Melania, Tonino Conte, Ciccio, un bacio forte forte a Maddalena, a Tonino, a Ciccio Camerino, un bacio a tutta la bellissima Taranto e Bari, va bene? Siamo pronti? Ok, vai, va bene. Cosa abbiamo? Eccoci qua, va bene. La dedichiamo a tutti gli innamorati, a Pasquale da San Ferdinando, a Carlo, a Cristian, a tutta la famiglia, un bacio. Si perde stasera, o sai se per mollare, tu sei l'unica emozione, tu solo mi fai sentire buono. Tu mi appartieni, sono sicuro, bella signora cato pure, che mi cerco solo per fare amore. Come ti pensi sto male senza sto bene, faccio male pensiero senza di non trovare abbraccia pure stasera, ti regalasse suo cuore troppo innamorato, ma tu stella rinda una storia senza me e io amore senza st'amore. Penso sto male con me stasera, tu mi lasci e ti voglio ancora vedere. A tutti gli amici del box a Cerignola, a Pino Forte, a Enrico, a Michele Ovviero, un bacio forte forte. E sentati rinda bene e mi cammina rinda bene, non c'è sta una soluzione per risolvere st'amore. Tu mi appartieni, sono sicuro, bella signora cato pure, che mi cerco solo per fare amore. Come ti pensi sto male senza sto bene, faccio male pensiero senza di non trovare pace. Io ti volessi abbracciare pure stasera, ti regalassi sto cuore troppo innamorato. Senza me e amore senza st'amore, e già ti pensi sto male con me stasera, tu mi manchi e ti voglio a tutti gli innamorati, a Carlo da San Ferdinando con sua moglie Maria, un bacio, a Cristian con i suoi figli Giuseppe. E la si perde a te stasera, un pezzo scritto da Gianni Luna, un bacio forte forte a Gianni Luna. Eccoci qua, ci sono messaggini? Oppure... ok. Ok, pronto? Pronto? Sì, chi è? Sì, sono Olga di Tassano, Ciao Olga, come stai? provincia di Taranto. Tutto a Bene, posto? tu come stai? Tutto bene, in Tutto a forma? posto. Dimmi. Senti, ci siamo visti a Statura, alla Marina di Leporano.
Ah, sì, sì, sì. Sì. Ti ricordi? Tutto a posto, sì. Senti, mi canti una bella canzone? Va bene, la prossima che andrò a cantare la dedichiamo a No, tutta... senti, innamorate te voglio. Innamorate di regia, se... Va bene, dopo ti posso accontentare, va bene, sì. Va Che bene. sei bravo quando canti, sei bravissimo. Grazie, grazie. Grazie a tutti quanti voi e grazie a questa bellissima emittente perché è speciale. Grazie. Michele, Quindi- ci sono altri messaggi che arrivano. Sì? Saluti anche per Melania da Taranto e tutta la sua famiglia. Ciao Melania, un bacio. Saluti anche per Mimmo, Celluna, Tonino, Conte e tutta la sua famiglia. Va bene, mi associo un Tantissimi bacio. baci dalla famiglia del vecchio a Narita con i suoi figli, con un brano a piacere. Va bene? Bacioni per Margherita di Savoia. Sì? Ed ultimo messaggio, saluti per la famiglia Lezzi Pasquale e figli, il brano Giurama. Va bene, un bacio forte a Pasquale Rezzo e suo figlio, a tutta la bellissima famiglia. E poi volevo mandare tanti saluti in particolare all'ortofrutticolo Basile Meniello da Cerignola. Un bacio forte forte a Gino, a tutto lo staff di Basile. Un forte bacio anche per la ditta Castaldi, la famiglia, un bacio forte forte. E per tutti i miei amici da Cerignola e fuori Cerignola. Vogliamo cantare un altro brano, poi c'è telefonata. Ci sono altri messaggi. Ok. Allora, ciao Michele, saluti da tua cugina Silvana, tua nonna Rosaria, tuo zio Paolo e tutta la famiglia. Ci fai ascoltare la canzone che conosci, Espus, di Mauro Nardi. Va e poi bene. se puoi, anche quella dedicata al nonno. Ti vogliamo bene, è un grandissimo dono, la tua voce. Grazie, un bacio. Prossimo messaggio, ciao Michele, Russolella, me la canti? Deni da Trani. Ah, va bene. Prossimo messaggio, mi dedico una canzone, sono la figlia di Pasquale Pacco. Ah sì, la figlia di Pasquale Pacco da Foggio, un bacio. Tantissimi saluti dalla famiglia. Prossimo messaggio, ciao Michele, mi canti una canzone a piacere da Bari. Sì? Ciao Michele, sono Stefania, mi canti una canzone a piacere di Mauro Nardi, grazie. Va bene, un bacio. E poi volevo anche mandare tanti saluti, in particolare a Pasquale con sua figlia, a Iole, a tutti quanti. Pronto? Io voglio fare gli auguri a te, a papà, Grazie a pure a mamma. te. Sì? Sape? Aspettami a Foggia il 1° maggio. Va bene? Vicky, Dimmi Sape. quando canti si sente troppo reverb, fallo togliere un po', così la voce è più chiara, capito? Ah, devo fare abbassare un po' di reverbero, va bene, un po' di Sì, effetto. perché non è la voce tua quella. Va bene, Sape. Sempre buono a sapere poi perché ti puoi almeno... cantare, Sì, dimmi tutto, Sape. ti vuoi cantare chiese sbagliate, Sì, che facciamo sì. sentire ai napoletani che noi in Puglia Adesso la- abbiamo adesso la voce dobbiamo più bella cantare. della Puglia, Va bene, Saverio. Adesso la dobbiamo cantare perché devo anche mandare i miei saluti, le mie, diciamo, posso dire così, condoglianze per il mio carissimo amico che 2 giorni fa è venuto a mancare, un bruttissimo incidente, quindi voglio fare un applauso forte forte per la famiglia Mazzilli da Cerignola, tutti i nostri amici perché stiamo vicino, un bacio forte per Mariano. Siamo pronti per il pezzo Dice sbagliato, regia, sì? L'ultima telefonata e poi cantiamo, va bene? Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sono Antonio da San Ferdinando, Michele. Uè, come stai? Tutto bene, tutto bene. Tutto a posto, no, Carlo, sì. Sì. Dimmi tutto. Puoi mandare la canzone quella che ti dici l'altra volta? E quale ricordami perché ne sono tante. Complimenti per questo amore. Va bene, sì. Sì, ce l'abbiamo già in scaletta, sì. Sì, vabbè, la dedichiamo a tutta la tua bellissima famiglia, per Carlo, tua madre, tuo padre e tutta la bellissima San Ferdinando, va bene? Ok, grazie. Un Ciao, bacio. buona serata. Dopo di 10 sbagliate, vecchio amore, va bene, sì. Ok. Siamo pronti? Ok, va bene. Per il mio amico Mariano, un bacio forte. Per la famiglia Lezzi e tutta Taranto e Bari.
Dimmi che pensi stanotte che stai senza me. Se dentro niente te vuoi agire, pensa a me. Se c'è d'amore, se che lo ci prova, non ti fa toccare. Perché sto bene lontano, nemmeno un'ora se fi resta. Come da voglia quando ti perdo ogni sera così. Se non sei su una paura che trasa casa insieme a me. Se che lo ci provi, se ci stai male, non ti fa toccare. L'incella che ha l'acqua passata, o ci fiammore, ci vuole. Come stai in dolietti, ogni tanto tu mi dici, ram'amore. Lasciala dormire senza sapere nemmeno che tu stai là, o cuore sta con me. Ci vuole. Mi scrive un messaggio ogni tanto tu mi dici amore. Pensa a te mentre non passa sta nottata, con che caratale ti sono innamorate. Con la mamma quando ti pensi, ma non ormai non basta, tutta la vita ti voglio. Ok, io dicevo anche di sfumare perché dobbiamo accontentare tante persone, perché l'altra volta è successo perché tante persone mi hanno fatto tante richieste, quindi voglio fare un pezzettino ciascuno e accontentare tutte le richieste dell'altra volta e queste di oggi. Va bene? Siamo pronti con la telefonata e poi cantiamo. Pronto? Era per Lezia e tutta la famiglia, per Giovanni, Luigi, pronto? Pronto? Ah, è caduta, va bene. Io andrei a cantare 10 sbagliato perché lo dobbiamo dedicare per la famiglia Mazzilli, per Mariano, per Saverio da Barletta. Siamo pronti? Pronto? Pronto, non ti sento bene. Sì, chi è? Pronto? Pronto, Michele, sono zia Teresa da Foggia. Ciao Teresa, come stai? Sto bene. Faccio una dedica con mio figlio Massimo, Massimino, il qui. a Suami e la moglie e l'altra figlia Terry. Un bacio forte per Suami, un bacio. Un saluto, un abbraccio a mio nipote Vittorio. Sì, un bacio forte per Vittorio. Alla moglie Antonella. e mia sorella Aurora. Va bene, sì, per Aurora un bacio forte per Aurora e per E Fabio. la famiglia di Bari, a Massimo e Antonio. Un saluto. Stanno qua con me questa sera. Stanno qua in studio con me questa sera, musicando Foggia, Massimo, Tonino di Bari, un bacio a tutte le loro famiglie. Grazie zia Teresa, un bacio forte a te e tutta la bellissima Foggia. Va bene? Ok, siamo pronti, vai. Siamo pronti con il pezzo, sì? Va bene. Per tutti i ragazzi, in particolare per Mariano e la famiglia Mazzilli, un bacio. La strada, una casa, una porta marrone, di oggi e creature che aspettano a te la fatica con la chioccatura, non viene a nessuno. Non buona chiusa, carattone camisa, appesa al muro, una fotografia. Triste
una setmana, lavoro e una rosa, la dice qualcosa, io provo a chiamare. Perché tu ci parli e se ne sente, nemmeno che morte potete venire. Famiglia Mazzilli da Cerignolo, bacio per Mariano, sempre nella mente e nel cuore, un bacio. Adesso facciamo il finale, vai, alza la base, vai. Sotto bambini, mine montano, triste sfocatura, ma aspetta sera, come il giusto tempo, quanto spacciavi te sera. La famiglia Mancini, un bacio. E per Saverio da Barletta, va bene. E poi tanti saluti anche per la famiglia Menniello, un bacio forte forte per Ciccio, i suoi nipoti, sua moglie, i suoi figli. C'è telefonata, no? Sì. Eccoci qua, siamo pronti? Pronto? È caduta, va bene, mi dispiace, un bacio forte forte, va bene. E poi volevo ancora ricordare, non mancate il 1° maggio a Foggia. Pronto, Michele? Pronto? Pronto? Sì, pronto? Michele? Sì, con chi parlo? Sono Giuseppe di Acquaviva. Questa è la prima volta che ti chiamo. Sì. Senti, mi fai ascoltare quanto ti amo? La voglio dedicare a mia moglie Anna. Sì, sì. Io la verità sono un radioascoltatore di Radio Potenza Centrale. Un bacio a Radio Potenza Centrale, a Radio Eva Napoletana, a signor Nicola Galante. Sì, ma io sono un tifoso di Radio Potenza Centrale. Sì. E mi conoscono come Giuseppe di Acquaviva, il nonno col cappello. Sì. Va bene, Giuseppe. Senti, io vorrei ascoltare un brano di Quando ti amo, la voglio dedicare tutta a mia moglie. Va bene, la dedichiamo Okay? a te e a tua tutti moglie. voi, a tutti voi, a tutto lo staff. Grazie, un bacio. Ok? Grazie, un bacio forte per Giuseppe. Dopo facciamo anche Quanto ti amo, va bene, va bene. Ci sono messaggini e prendiamo la telefonata e poi prendiamo il messaggino, va bene? Pronto? Michele, Chi è? Gian Vincenzo. sono Bongo, Giuseppe Bongo da Cerignola. Oi, Giuseppe Bongo, come stai? Un bacio, Tutto Peppe, a te e bene? alla tua famiglia. Dimmi tutto. Che mi dici? Tutto bene? Tutto bene, guarda, sempre in forma, la grande. Dimmi, Giuseppe Bongo, dimmi, Bongo. Oh, mi mandi saluto a tutta la mia famiglia e mi dedichi una bella canzone. Va bene, facciamo più tardi facciamo Quanto ti amo, a te, tua moglie e i tuoi figli, va bene? Ok, sei sempre il numero 1. Grazie Michele. Peppe, un bacio forte a te con tutti i tuoi figli e tua moglie, grazie, e a tutta la famiglia Bongo, va bene? Unico cognome in tutto il mondo, Bongo, ce l'abbiamo solo noi. Un bacio forte per Pinuccio, va bene? Va bene, e poi volevo mandare anche tanti saluti a Matteo Tullo, detto Mister X, un bacio forte forte. E c'è telefonata, sì?
Pronto? Pronto? Chi è? Sì, pronto? Ciao Michele, sono Anna da Connolo. Dove? Anna da Faria. Buonasera. Buonasera. Buonasera, come Devo stai? dire un po' a piacere. A disposizione, va bene? Sono un po' influenzata. Va bene, va bene. La facciamo, il prossimo brano la dedichiamo a te e tutto il tuo bellissimo paese, va Ciao bene? a te famiglie, un bacio a Paradiso TV. Va bene. Bacio alla regia. Un bacio, grazie. Grazie. Un bacio a tutta la bellissima Napoli, perché Napoli è troppo bella. E quando sto a Napoli è tutta un'altra cosa, no? Allora Michele, ci sono altri messaggi. Sì. Saluti per Giuseppe Calvio, sua moglie e tutta la sua famiglia. Un brano bacio. a piacere. Va bene? Saluti per Michele e Gerardo. Sì? Prossimo, tanti saluti per Anna Rita con tutta la sua famiglia. Sì? Tanti saluti a Francesco da Foggia che lavora in ospedale a Cervino. Un bacio a Francesco. E tanti baci da mia sorella Maria, il marito Michele, con un brano a piacere. Va bene, un bacio in particolare va fatto per mio nipote Leonardo, un bacio per la piccola Rebecca e i miei figli Diretta e Aurora che sono qui in studio, per mia moglie, un bacio a tutta la mia famiglia. E che dire, siamo pronti oppure telefonata? Cantiamo? Che cantiamo? No, quanto ti amo? Facciamo quanto ti amo, la dedichiamo al signor Giuseppe che ha chiamato e alla signora che ha chiamato da Napoli, a tutta la bellissima campagna, a tutti gli innamorati, va bene? Viva l'amore, vai, quanto ti amo! E non dimenticate il 1° maggio a Foggia, a quelli della notte, un bacio per Giuseppe Bruno, sua moglie Michela, la piccola Giussi, per Melania, Mimmo Celluna, tutta la bellissima Bari. Come si bella stasera, dolce caranale, e ti sono innamorato. Tu che mi aspetti felice, con cuore dolce, e fuggire lontano. Che queste nascono in amore, ma se passione, anima e cuore, e camminando per strada, sto bene sincero, che ci fanno gli innamorati, quanto ti amo per me sei speciale, la mia donna d'amare, il mio sogno, il mio dolce ideale, sei tutto per me, quanto ti amo e non ti ogni giorno, mi emoziono ogni modo, e se ti spoglio per mia prima volta, la faccio amore con te. Per Giuseppe, amami, per tutta la vita lasceresti, amami, pure quando stai lontana da me, quando ti amo tu sei nata cosa e per sempre sei e nessuno ci spara per l'amore per Giuseppe Bongo, per la signora da Napoli, per Vito da Morfetta. Quanto ti amo per me sei speciale, la mia donna d'amare, il mio sogno, il mio dolce ideale, sei tutto per me. Amami, pure quando stai lontana da me, quando ti amo tu sei nata cosa e per sempre sei e nessuno ci spara per l'amore. Quando ti amo per tutti i innamorati. È il mio nuovo lavoro discografico, un saluto forte va fatto anche all'arrangiatore Antonio Izzo, un bacio, e a tutti gli autori, a Vincenzo Caradonna, Gianni Luna, a Mino Sabani, un bacio. C'è telefonata?
Ecco, prendiamo una telefonata e poi cantiamo un altro pezzo. Mamma mia, che fa caldo, un coppa e rifletture. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Con chi parlo? Michele, Ma poi fa abbassare il volume del microfono, poco poco. Sì, pronto? ciao, Michele, Anna. sono Carmela da San Marzano Taranto, ciao. Uè, Carme, come stai? Come sto? Bene, bene, tu Michele? Tutto a posto. Tutto a Sempre posto. simpaticissimo e Grazie. unico, come La voce tua sempre. è sempre carnale quando so che mi chiamate in diretta. Guarda, mi fa un'emozione, mi metto brivido per culo perché Carmela mi segue No, ma ovunque. tu già quando canti ci trasmetti tante, un mare Grazie. di emozioni. Grazie Carmela, E grazie. quindi, che dirti, io complimenti veramente, sei sempre un Grazie, grande, ma dai. complimenti a te perché non mi lasci piede, quindi vuol dire che Carmela mi segue a tutte le parti. Dimmi Carmela, cosa ti faccio ascoltare? Ti ho sempre seguito. Michele, tu mi devi fare un bel brano. Dimmi tu. Lungo Tevere, se puoi. Va bene. Regia Lungo Tevere se ce l'abbiamo. Perché l'ho chiesto l'altra volta. Ah, va bene. Sì, E di tu? va bene Carmela. O Lungo Tevere oppure ti accontento con un altro pezzo. Sinceramente alla tua famiglia, tutta Paradise, a mio fratello Antonio, sperando che stia bene e che stia in ascolto, che mi piace molto questo brano, Sì? e a tutta la sua famiglia. Va bene? Va bene Carmela, un bacio. Grazie Carmela, un bacio a te e tutta San Marzano e tutta la tua bellissima famiglia, va bene? Lungo Tevere se ce l'abbiamo dopo. Diciamo pronto e poi mettiamo. Se ce l'abbiamo Lungo Tevere, va bene? Lungo Tevere. Pronto? Scrivi, no, qua Pronto, faccio. buonasera Michele. Buonasera. Ciao, guarda, è la prima volta che ti chiamo ed è la prima volta che ti ascolto. Ma grazie. Grazie a tutta la bellissima Napoli e tutto il pubblico napoletano perché Napoli è sempre Napoli, non ce n'è per nessuno. Dimmi tutto. Allora, io chiamo da Pozzuoli, mi chiamo Kesia. Un bacio, forte forte che sei tutto a posto, sì? È caduto. Sì, sì, tutto bene, a te? Tutto bene. Pozzuoli e vita e non sa da toccare perché Pozzuoli è tutta vita mia. Mamma mia, troppo bella. Già la prossima puntata faccio una canzone dedicata a Pozzuoli perché è la fine del mondo. Guarda, l'ha cantata pure Franco Calone in uno spettacolo, mamma mia. Pozzuoli è troppo bella. È caduta la. Ecco, ma mi dispiace, un bacio forte forte a tutta la bellissima Pozzuoli perché è spettacolare, vai. Perché Pozzuoli a casa mia. Pronto? Pronto? Michele? Sì, con chi parlo? Sono Carmela da Casalnuovo. Carmela da Io Casalnuovo, ti chiamo buonasera. sempre. Buonasera, hai fatto buona Pasqua? Sì, sì, e voi tutto a posto, Pasqua e Pasquetta, sì? Sei bellissima e canta bella. Grazie, grazie. Ma siete voi molto Senti, più importanti di me. Michele. Dimmi tutto, dimmi tutto. Ho riascoltato quella canzone, come si chiama la madre e figlia? Quale? Che lo vanno fa padre e figlio. Quale? Che lei fate figli? Non ce l'hai? E qual è? Come fa? Famma. No, non lo so, ti dà come tu non sai. Ya, vabbè, mo Becchi, non ti preoccupare, va bene? Allora fammi che la canzone, Ma- la canzone cogliola. Ma Becchi, non ti preoccupare, a te è tutta la bellissima casa nuova, va bene? Iratello tu, chi ti male io, iratello tu. Cantami una bella canzone, bella. Va bene? Maestro, roba è stata Fammi salutare alla regia Enzo e Grazie. buona Pasqua. Grazie. E a Tino un bacione forte forte. Grazie, altrettanto noi un bacio, forte forte. Il prezzo che abbiamo adesso in scaletta qual è? Mettiamo Lungo Tevere per la Sera da Casalnuovo, per Carmela da San Marzano e per, e per il grande Mimo Rocco perché mamma mia certe pezzi io amo la melodia, quindi un bacio a tutti i più grandi.
della musica napoletana. Per la famiglia Minchio anche in particolare, per la famiglia Canella, Gianna, Giomimo, un bacio, Massimo, Michele, un bacio. Sola la davanti a un tavolo, in una sala da caffè col viso tra le mani, ma c'era il cuto intorno a te, ti avvicinai e tu dicesti siete accanto a me, ma dopo poco uscimmo dal caffè Napoli e ti portai con me sul lungo tenere, mi innamorai di te, bella romana, e tu dicesti a me mi sogno Napoli, la sogno sai perché napoletano, io pure come te sono innamorata e comincio così con il bacio dalla tua te sul lungo tenere. Per tutta la Campania, per Carmela, la Puglia, Calabria, a tutta la bellissima Sicilia, i miei amici di Sim e Gente in mezzo a via, un bacio forte. A casa dopo e tu dicesti a me mi sogno Napoli, la sogno sai perché napoletano, io pure come te con il bacio dalla tua te sul lungo tenere. Per gli innamorati sul lungo tenere era per Mimmo Rocco, mamma mia. Un bacio forte per tutti i big della musica partenopea, i più grandi, Mimmo Rocco, Mauro Nardi, Franco Moreno, un bacio a tutti quanti e viva Napoli! C'è telefonata, pronto? E fagli mandare... Pronto? Sì, pronto? Sono Dora da Foggia. Ciao Dora, dimmi tutto! Michele, sei bravissimo, è la prima volta che ti ascolto. Grazie Dora! Che quartiere Sei chiami? bravissimo. Senti, me la canti Innamorate te? Qual è? Innamorate te, va bene, sì. Innamorate te. Che quartiere chiami da Me Foggia? la canti, bravissimo. Grazie. Dora, da dove Un chiami? abbraccio, grazie. Cantamela adesso. Maestro, quando andiamo innamorate te, perché sono parecchie persone che me l'hanno chiesta e la dedichiamo in particolare anche un saluto a Vito da Molfetta e tutti gli amici. Caro fratello, va bene Rob? Sì, va bene. E poi ci sono altri saluti qua. Un saluto a Nina Dell'Ami, un bacio forte forte, un bacio da parte di Zotonino e Michele Nasti, un bacio forte a tutta la bellissima Amiu e per Anna Rita, giusto? Anna Rita di Bari, Anna Rita, un bacio forte forte perché esse è un polmone da casa tua, Toni, e la famiglia di Bari. Pronto? Mimma da Luno. Pronto, chi è? Pronto? Sì, chi è? Sì? Con chi parlo? Peppo Struscio da Taranto.
Uè Peppe! Peppo spusci da Taranto, tutto a posto. Ma Michele Bello, sei la fine del mondo. Grazie. Grazie a voi perché vi fate sentire. La famiglia Albano, Va bene, sì. Saluto la famiglia Albano del Frottivento. Un bacio forte forte a tutto Paolo VI, al quartiere Tamburi di Taranto. A te, tutta la tua famiglia e tutto lo staff, Grazie. E tutto Napoli. Peppe, ci sentiamo a Roppa, va bene? Sì, la prossima canzone, mi raccomando. Va bene, o innamorata te oppure... innamorata te? Va bene, sì, ok. Un bacio forte per Paolo Mastricci, un bacio da Cerignola, a Sante anche Cartagine, un bacio forte, carissimo amico di Alessio Rubino, a tutta la famiglia Rubino, va bene? Per tutti gli amanti della musica di Giacca, per il grande Merola e alle persone che mi hanno richiesto, a Carlo da San Ferdinando anche, a Peppe e alla signora che ha chiamato poco fa da provincia di Napoli, Caserta. Nottata chiara, fermate minuti, io non riposo più, un me triste che va bene come a me. Mi sono innamorata di te, e come posso dire, se tu appartieni, o meglio amica mia, faccio incontrare ma perché? Ma che destino, ma che sono sincero, non posso voler bene. C'hanno ritorno queste parole che non faccio rinze mai. Amore mio, che freve sei per me. Mi sono innamorata di te e mai te lascia dire, sto bene con me, a morire. Ed innamorate te a tutte le persone che amano Merola, un bacio. Accontendiamo un po' ciascuno perché quando il tempo vola. C'è telefonata oppure messaggino? Siamo pronti? Pronto? Pronto? Stai in diretta? Pronto? Hai fatto buona Pasqua? Io ho fatto buona Pasqua e tu hai fatto buona Pasqua e Pasquetta, sì? Hai salutato tuo padre, tua madre e tutta la famiglia tua. Tonino sono. Tony, io sapevo che eri tu. Quando mi hai detto solo hai fatto buona Pasqua, saluto. Tutto a posto, Tony? A posto, a postissimo. Tony, tutto a posto, Maddalena, cioè, hai riferito a Mimmo che io lo vado cercando? Devo salutare, lo sai. Devo fare breve due saluti a mio cognato Ciccio Fattino, Melania. Un bacio per Ciccio, La Melania. famiglia Conte, Mimmo Celluna, mio cognato Lino. Vi stanno seguendo mezzo Taranto, Michele. Grazie, mi raccomando, io domani mattina ti richiamo e mi devi dare assolutamente il numero di Mimmo Celluna perché io voglio sentire, perché mi manca tanto, Tonino, Ciccio. Se mi sbaglio c'è la Melania il tuo numero. E chiama pure a Melania e salutami pure un bacio a Vito, a Piero anche. A Vito, il fruttivento, il Vito, Albano Sì. e tutta la famiglia, lo sai. Grazie, Tony Momo Bieghi mi faccio una bella canzone a tutta la bellissima Taranto, va bene? E caruto, un bacio forte per Tonino, per Maddalena e i suoi nipoti. C'è un messaggio, altra telefonata?
Pronto? È caduta, va bene. Andiamo a cantare oppure leggiamo qualche messaggino? Pronto? Pronto? Sono intasate le linee oggi, pure un casino di gente. Pronto? Quando? Sì, con chi parlo? Sono Walter da Foggia. Come? Walter da Foggia. Buonasera, come stai? Sono il figlio di Tonino. Lo so, lo so. Tutto a posto. Sì. Che t'ha già passato di volta, dimmi. Una canzone da carcerato. Una canzone? Una canzone da carcerato. Ah, tu vengo per cosa le cose. Va bene, sì. A chi la dobbiamo dedicare? È caduta? Un bacio forte a Walter e tutta la famiglia, Bruno, a Michele. Tonino, a Sergio. Michele, mi scrive di nuovo Rosa De Santo. Sì? Mi dice: Michele, me la canti la canzone Sono figli di Poveriel? Più Ce l'ho tardi, sempre vabbè. io. Va bene, sì Rosa, va bene, non ti preoccupare, ti contento. Pure metà però te la faccio, non ti preoccupare, va bene? Altri messaggi che arrivano. Buonasera Michele, sono Assunta da Foggia. Assunta, buonasera. Mi fai ascoltare la canzone Si volesse, dedicata a tutto il mio amore Antonio il lavagista. Un bacio. Va bene Assunta, va bene. Poi, Ok, va bene. Un altro messaggio. Ciao, sono Nicoletta, la figlia di Antonio e Rosa Bruno. Voglio fare una dedica alla mia metà con una presta libertà. E un bacio alla mia cara famiglia, mia sorella Assunta, Michela, Walter, Francesca, mia figlia Federica. Complimenti Michele. Grazie Nicoletta, un bacio. Prossimo messaggio, auguri anche da parte mia e tutta la tua famiglia, da Christian. Grazie, un bacio forte per Cristian. Sono Pasquale, dedica una canzone a mia figlia che è il suo compleanno. Pasquale Di Canio. Uè Pasqualino, va bene, ti accontenta, va bene. Ciao Michele, Paolo da Foggia. Saluti i miei nipoti Giovanni e Samuele. Mi vuoi fare ascoltare Penori e te? Grazie. Va bene, sì, Penuri e te, dopo facciamo proprio Penuri e te, va bene. Michele, sono Valerio Bruno, il nipote di zio Gino. Canti amore mio, dedicato a mia moglie Elena. Va bene Valerio, un bacio a te Elena. Facciamo una coppa serenata a Foggia, va bene? Un bacio, Vale, forte forte. Siamo pronti Penuri e te? Ok, la dedichiamo a tutti gli innamorati, per tutte le persone che ci hanno contattato, per Paolo, Assunta, per Michele, il papagino da Foggia, per Iole, la famiglia, tutta la famiglia Lanza, un bacio. Basta, va bene. A tutti gli innamorati e per la famiglia Pasciaveo. Un po' per giorno è nata questa storia, dinda una parola, da uno sguardo più profondo. Ci siamo innamorati, ma tu fai amore già conato. Mi sono stancato di questo amore, nasce con potere per oriente, ciamma per perché sto cuore mi appartiene solo a te e che sta vita tu dipende solo a me. Mi sono stancato di vedere con una che sta con te senza sapere che dentro cuore mi appartiene solo a te. Ma per tutta la vita ti voglio con me. Stasera ne staccati mani, ne scendiamo insieme per celebrare. Come ti voglio, tu non lo sai. Oggi bisogno ogni momento che sta amore. La base, pensa. Può tornare ogni sera a casa per restare induriti che lato. Facci la dicere che si soltanto una mia per non vedere, siamo per
non mi appartiene solo a te, e che sta vita tu dipende solo a te. Mi sono stanca di dividere con una cagata che sta con se pensa sapere che dentro il mio tu tieni solo a te. Ma per tutta la vita tu voglio con me. Stasera vieni sta cagata mani mi scendiamo insieme per se ne va bene. Perché sta storia non può mai finire, non me ne porta che la casta prima me. Perché sto non mi appartiene solo a te, ma per tutta la vita ti voglio con me. Stasera vieni sta cagata mani non scendiamo insieme per se ne va bene. Valori a te, Vito Coccia. Ed era dal pezzo, dal disco Quanto ti amo. Poi noi detto un bacio forte a Vito Coccia con tutta la sua famiglia. C'è telefonata oppure messaggini, dobbiamo leggere. Pronto? Pronto Michele, ciao. Sì, pronto, da dove chiami? Siamo da Pozzuoli, mi chiamo Patrizia. Ciao Patrizia, dimmi tutto. Allora, mi piace come canti, è la prima volta che ti sento, bravissimo. Grazie Patrizia. La sai la voce che mi sembri Mauro Nardi. Grazie, grazie. Prego di niente. Senti, mi fai ascoltare una canzone. Dimmi. Una canzone di un noto cantante napoletano. Prima la stavi cantando a Kesia, che è mia figlia. Franco Calone. Ti piace quella Pozzuoli? Me la fai ascoltare un'altra volta, un pochettino? Va bene, cerco di facciamo a cappella così, va bene? Senti, ma tu di dove sei? Non sei napoletano? Sono pugliese, però il cuore è napoletano. Ah, sei pugliese! Però il cuore... Forza Bari! Noi siamo anche noi pugliese, però abitiamo qua a Pozzuoli, noi siamo di Bari! Grazie, un bacio a tutta Bari e a tutta Pozzuoli perché è bellissima! Grazie, ciao, un bacione! Forza Napoli! Va bene, grazie! Pozzuoli e vita che non sa da toccare, perché Pozzuoli è tutta vita mia. A tutta Pozzuoli e tutti gli innamorati, perché sta canzone è bellissima, però martedì prossimo ve la porto personalmente. Pronto? Ci stanno... Pronto? 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 Sì, pronto? Pronto, sì. Buonasera, Michele. Sì, con chi parlo? Sono dalla provincia di Avellino, Sì. da Aquilogna, la signora Alda. Io ti ho sempre seguito pure quando cantavi all'altra radio. Ma Sì. tu sei bellissimo, tu sei un amore, tu sei Grazie. non so come descriverti, Grazie. sei grande, sei bello, sei Sono tutte un amore cose. di mamma, Grazie. un amore sei canti bene, tutte le tue canzoni sono bellissime. Finalmente io quando non sentivo più dico, ma che fine ha fatto quel bel ragazzo, quel bel giovanotto con quella bellissima voce? Sono ritornato all'improvviso. Sono ritornato all'improvviso. Vedi, a noi fa tanto piacere. Eh. Io ti ho scoperto martedì scorso. Sì. Ho detto ecco, è tornato. È bellissimo ragazzo. Grazie. Comunque vai sempre così, sei carinissimo. Grazie. Qualunque canzone canti, io sono affezionata alla canzone napoletana. Sì. Ma tu sei bravissimo e ti abbraccio perché potresti essere mio figlio. Ma grazie. Grazie signora, grazie di quindi questi complimenti. Ti auguro una grande carriera. va. una grande bellissima cosa, che vai sempre avanti così. Grazie. E tanta felicità, e so che hai una bella famiglia perché se ne parli tanto. Sì, grazie. Ed è bello così quando una persona
si presta a tutti e poi la famiglia non si dimentica. Grazie. Ti abbraccio. Grazie, anch'io vi ti abbraccio forte forte perché guarda, non ho più parole. Grazie. Un bacio forte forte, grazie. Va bene, prendiamo altra telefonata e poi cantiamo Caro fratello, va bene? Pronto? Caro fratello, regia dopo. Michele, Sì, chi è? chi sono? Chi sono? Ne stanno tante. Però sicuramente accento un po' pugliese, pronto? Non mi conosci? Antonio. Ah, mi hai conosciuto. Dimmi tutto. Sei grande Michele. Grazie, ma voi siete più grandi di me perché mi seguite. Un bacio porta a tutti i miei fans, a tutte le persone che amano la musica napoletana. Perché Napoli non è mai fernuta e non finirà mai. Michele, se volessi mi devi cantare. Quale? Si volesse, va Si bene, volesse. facciamo si volesse, va bene. Si volesse potesse lasciare e dormire ogni notte con te. È giusto, andò? Andò, è caduto. Ma io non posso lasciare all'improvviso che crede st'amore. Non saprei scegliere come fare. Tu c'hai passione e sa tranquillità. Con te voglio sbagliare, non ti posso scordare. Per Antonio, va bene? Figlio, pure facciamo Roppo Caro fratello, va bene. Ok, telefonata e poi cantiamo. Pronto? Pronto? Ciao Michele, Sì, con ci parlo. complimenti per la trasmissione. Grazie. Sei bravissimo. Da dove chiami? Da Martina Franca Taranto. Oi, Martina Tonino Franco. Capinera sono. Buonasera. Dimmi tutto. Michele, volevo fare dei saluti. Sì, dimmi. Volevo salutare Michele D'Andria, Sì? un bacione forte, Un bacio a Michele D'Andrea, mio socio, a Melania a Melania. e Tonino e la moglie. Un Ah, grande saluto da Tonino Capinera. E un saluto forte a te Michele, sei bravissimo. Grazie, va bene, grazie. Grazie, un bacio a tutta la bellissima Martina Franca, va bene? E anche un saluto forte a Tony Barletta. Un bacio forte va fatto anche per Paolo da Terlizzi, un bacio. Telefonata e poi cantiamo. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Michele, sono Iole da Foggia. Uè, ciao Iole, buonasera. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. A te tutto a posto? Sì, Dimmi tutto. ti mando un mega bacio. Grazie, a te e tutta la tua bellissima famiglia. Grazie. Ah, ricordati una cosa, che 1° maggio, no? Io sto a Quelli della Notte. Sì, A tua disposizione, anche ho parlato prima con Tonino e Massimo. sì, Se vuoi venire a partecipare 3-4 pezzi, certo. fa tutto quello che vuoi, tanto sei la padrone. Non mancherò. Va bene? A Roppo faccio il pezzo che abbiamo inciso, va bene? Va bene, la ti dedica- ringrazio. Un bacio. E la dedichiamo a Roberto e tuo cugino, va bene? Un bacio per Iole, forte forte, e tutta la famiglia. Siamo pronti? Cantiamo, ok, vai. Figlia Povrile per Paolo da Terlizzi e poi e Rosa De Santis De Santo, va bene. Per la signora che ha chiamato da provincia di Avellino, Aquilano, giusto, una cosa del genere. Per la signora da Pozzuoli. Si mi è mandato a scuola. Si mi è mandato a scuola e te ne in mano. Ringrazio a te, mamma. Per tutti i sacrifici. Per tutti i sacrifici che hai fatto per questo figlio. A tutte le mamme e a tutti i papà di questo mondo. Ringrazio a te,
papà, sono figlie poveriere, e a me che me ne importa, tenga cassi vicciariere, che tutte sono per me. Quando le libri sta scritto che c'era di loro fanno scuole figlie, avanti se l'onore sta famiglia e tu a giorni capo valere le mani. Sono figlia Povril, grande Enzo di Domenico, un bacio alla famiglia di Domenico, a Luca. Una santa. La Madonna più bella di tutto il mondo sei stata tu, mamma. Una ricca poverella, ma niente mi hai cercato, mamma. Come mi scavare di giù, sono figlie poverine, e a me che me ne tenga casti vicciariere, che tutte sono per me. Ma rinda quando libri ci sta scritto che c'era di loro fanno scuole figlie, papà tu sei l'onore sta famiglia che tu a giorni capo valere le mani. E sono qui le volute dedicata a tutte le mamme, a Rosa, a Paolo, un bacio forte forte, un bacio. Ci sono messaggini oppure posso cantare telefonata, va bene? Pronto? Michele, Chi è? sono Anapia da Foggia, la figlia di Pasquale. Ciao Anapia, come stai? Bene, bene. Ho saputo che stai andando da Massimo, giusto? Sì, E sì. continua sempre così perché sono brave persone e poi tu lo sai ovunque vado Mi mi dedichi seguono. una canzone che oggi è il mio compleanno. Ah, ecco. Tanti auguri, vita mia, ti sto chiamando, ti sto pensando, cuore mio. Tu come stai, non sai che fai, ti sto scrivendo, e tutte le sere tu non lo sai quando ti sono, io trovo a te. Stata fianco a me. Un bacio forte per Annapia, un bacio forte a te, tuo padre e tutta la tua bellissima famiglia. Un bacio, grazie a tutta la bellissima Foggia. E se Toni Foggia, Taranto, Napoli. Ci sono altri messaggi che arrivano su WhatsApp. Va bene? Allora, ciao, sono Michele, sono Michele dalla Libertà. Mi puoi salutare Francesca che si trova al carcere di Trani, e mio marito Nico e mio cognato Mario. Un bacio per Francesca e per Mario. Un bacio. Prossimo, ciao Michele, sono Gianni il gemellino da Cerignola. Mi canti o capa? Ciao Gianni. Prossimo, un bacio.
Michele, sono sempre assunta, mi sono dimenticata di fare una dedica a mia sorella Nicoletta, a mia nipote Fede e mio cognato Vincenzo con un presto ritorno a casa. Grazie. Va bene, un bacio. Prossimo, Michele, sono Walter da Foggia, mi puoi fare una dedica e sposo? Va bene, sì. Un altro messaggio, buonasera, sono Carmine da Taranto, volevo salutare Michele e se è possibile ascoltare un po' di Chitarra Rossa. Grazie. Va bene, ok. Grazie a tutte le persone che seguono WhatsApp di TV Paradise, perché ho fatto una bella scoperta, quindi grande e bellissimo emittente anche per Pino e tutto lo staff, va bene? Io andrei a cantare se non c'è telefonata. Se non c'è telefonata andrei a cantare telefonata. Allora prendiamo questa qua e poi andrò a cantare, va bene? Pronto? 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 Sì? Pronto? Pronto? Sono Sonia da Taranto Sì? e volevo ascoltare la canzone L'ultimo addio. Va bene, sì. Ma me la fai subito? La facciamo dopo questo pezzo che andrò a Per una cantare. persona cara che mi manca tanto. Va bene, sì. Va bene, ciao, ti saluto. Michele, Un bacio ciao, forte bravissimo. forte. Grazie. Ciao, un bacio anche a te, ciao. Grazie. Ciao. Ok, dopo andiamo a dedicare anche l'ultimo addio. Mamma, il tempo scorre, vai, siamo pronti? Cosa abbiamo? Facciamo mettere a fuoco caffè per tutte le persone che hanno chiamato per il pezzo a piacere di Mauronardo e poi caro fratello per Vito, va bene? Non dimentichiamo anche per Luciano perché ci stanno guardando, va bene? Tutta la bellissima Foggia pure, un bacio a tutto il quartiere Candelaro, va bene? E forza Foggia perché penso che Serie B, o no? Stasera. Pronto? Buonasera, Nasti. Buonasera. Pronto? Come stai? Stai bene? Tutto bene. Faccio saluto a Pino Grazioso e a Enzo alla regia. Io sono il genere, figlio della signora Cammele che ha chiamato prima, da Casanuovo. Sì, da Casanuovo, giusto? Sì. Sì. Sono il figlio di... Mi conosci già Enzo, io chiamo sempre. Sì, infatti mi fa cenno alla regia che siete un fans di TV Paradise. Nasti, volevo ascoltare su Pazzeti. Sono pazze te, prima mi fai innamorare. Questa qua. Sì, però me la cantata tutta quanta, non è così. Va bene, te faccio, va bene. Va bene, maestro, dopo facciamo questa canzone per il signore da Casanuovo, va bene? Un bacio, va bene, dopo facciamo quella là. Per tutte le persone che hanno chiamato, un po' la base leggermente regia, va bene? A tutti gli innamorati, che sorprese state le telefonate, troppo anni non me l'aspettavo, questa voce non si è scelta, si è ricordata che sapevo le bene, lì da niente ci ha solo vestute, stanno ancora piene di magazzini, taccia regalando rosse passioni, come che st'amore, e Francesco Magnello, e dammi mietta a caffè, non vuole trovare sfatto te, a casa e se ne che la ma come faccio a mai scoraggiare e dammi mietta a caffè, amare dolce come te, amare come l'anno fa, e dolce come ta fa, già sto tremando ma manco respirare, che mi avvicina e che sbatte sto cuore, non parlo per tra poco, sto combatto te. Come mi spietta la porta abbandonata, e che la rosa che taccia e che mentre
quando mi abbraccia si sente una dopo di caffè. Ok, la sfogliamo così, siamo quasi addirittura d'arrivo. Ho contattato un po' le persone che mi hanno chiesto un brano a piacere di Mauro Nardi, va bene? Quindi andiamo a cantare un pezzo del mio disco che abbiamo per il signore da Casanova, giusto? Prima mi fai innamorare e poi sembrava su una malassa. Si sta da Pavaz, va bene, ok. C'è telefonata, messaggino, oppure posso cantare? Cantiamo? Ok, vai. E tu... Basta, non ti voglio più vedere, si sta da Pavaz. Nella vita mia tu te ne esci, non ci fate per me. Io mi trovo un amore che mi fa felice, ma che pretende giù a me. Basta di dire che per noi non provo niente da giovane, erano bene importanti, non si innamora passata. Basta di dire che per noi tu sei cattivo dalla me e non mi telefonava, tanto non torno con te. Straccio pure queste fotografie che tu tieni con me, non ci tegni che sto bene e nemmeno chi sta amore. Io mi trovo un amore che mi fa felice, ma che pretende giù a me. Basta di dire che per noi non provo niente da giovane, erano bene importanti, ma si innamora passata. Basta di dire che per noi sei cattivi dalla me e non mi telefonava, tanto non torno con te. Basta di dire che per noi tu sei cattivi dalla me e non mi telefonava, tanto non torno con te. Era si sta da Pavaz. Basta di dire che per noi tu sei cattivo dalla me e non mi telefona, tanto non torno con te. Va bene, io andrei a accontentare un altro pezzo importante a Vito da Molfetta. Siamo pronti per prendiamo telefonate e poi cantiamo. Pronto? Pronto, Michele? Sì? Chi è? Ciao, sono Daniela da Francavilla. Ciao Daniela, dimmi tutto. Innanzitutto voglio farti un complimento che assomiglia a Gabriele Gargo. Grazie. Poi? Poi mi dedichi la prossima canzone per mio marito. Sì? Tutto per mio marito Mario. Va bene, allora il prossimo brano che andrò a cantare adesso per Mario, giusto? Va bene? Ok, grazie. Un bacio forte. Siamo pronti? Per i nostri amici che oggi sono venuti da Molfetta fino a Cerignola e poi partiranno per la Svizzera, un bacio a Luciano forte, a Vito e a tutti gli amici, va bene? Pronto? Pronto? Sì? Michele? Sì? Con chi parlo? Ciao. Sono Ada da Margherita di Savoia. Ciao Ada, come stai? Tutto Bene, grazie. E tu? alla grande? Tutto bene, tutto bene. Sono contento. Michele, mi canti una canzone di Mauro Nardi? Adesso la andrò a cantare e la dedichiamo a tutta la bellissima Margherita di Savoia,
a Mario che ha chiamato da Taranto e ai miei amici a Molfetta e a tutti i detenuti d'Italia e del mondo, va bene? Ok, va benissimo. Grazie, un bacio, buonasera. La dedichiamo a tutti i detenuti di un presto ritorno a casa, a tutte le persone ammalate. Siamo pronti? Ok, caro fratello per Vito, da Molfetta e Luciano, vai. Per l'ortofrutticolo Basile, Massimo, Gino, un bacio, Michele. Esposito Gennaro, a colloquio dal magistrato. E le destine che aveva incontrato e casa la vita ma portare a Chi so pensava che io poteva sapere io sono magistrato e tu stai innanzi a me Vito, noi siamo dei frati e figli di parate ma questo segreto non c'è da sapere caro fratello, sono frate per tutti soffro di un amore tant'anni fa che ci sbagliato ma vita la strada la vita d'amore mi ha fatto cagnare fratello bagliagnano cane ti cerca per stare perché non c'è sta io sono fortunato ho avuto ogni cosa onore e carriera e felicità a piccinella mia anima di sposa dice che non per me se becchione a moglie accompagna con ballatare e solamente tu mi puoi aiutare a nascondere in mano per una per Vito Marrelli, tutta la bellissima Molfetta. Eccoci qua. E c'è telefonato oppure messaggio? Siamo quasi. Io volevo. Possiamo cantare o c'è messaggino? Questa è l'ultima telefonata e poi mi raccomando martedì prossimo e non mancate. Pronto? 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 Sì, pronto? Michele, ciao. Sì, con chi parlo? Sono Andrea da Carinaro. Non ho capito. Sono Andrea da Carinaro. Buonasera. Ciao. Senti, complimenti con la voce. Grazie. Io vivo a Bari, però adesso sto a Carinaro. E Sì. vorrei sentire la canzone di Core Core. Vabbè, non so se ce la faccio, ma prossimo martedì sicuramente. E la voglio dedicare alla mia famiglia. Va bene, anzi facciamo l'ultimo questo brano che andrò a cantare, la dedichiamo a tutta la tua bellissima famiglia, va bene? È caduto? Mamma mi dispiace, va bene. Allora, cosa possiamo già cantare? Si volesse? Siamo pronti? Allora, cosa facciamo? Va bene, ok, sì, facciamo l'ultima D, la dedichiamo in particolare alla signora che ha chiamato per suo marito e per una persona importante la dedico in particolare forte e non mi stancherò mai di dirlo, in particolare a mio nonno e mia nonna perché mia nonna mi sta guardando e il nonno mi guarda dal cielo, quindi un bacio forte. Va bene, ok. Che dire, siamo pronti? L'ultima D, vai. Mi raccomando, il microfono, va bene. E mo stai là,
insieme all'angelo che sta in paradiso, mezza pace e libertà. Mo volà, quando le stelle fanno luce in notte, tu stai in cielo a me, guarda, ed in te sogni tu sei felice. Ma che sto che trovo un fuso ogni mattina, se mi gira e non stai qua, te ne si chiude, senza dire nemmeno una parola, senza manco uno saluto, e in tuo cuore tu ci lasciata a tutti quanti una ferita che nessuno può sanare. L'ultima mattina ho simulato l'indemmanità, cada volta insieme figli suoi, e finalmente mo non soffre più, te ne si chiude. Hai te senti, stai con me tutti i momenti, come facciamo scordare, ti chiamo ancora, a più bene che ti voglio resta eterna, pietà me caro papà. Mattina ho simulato l'indemmanità, cada volta insieme figli tuoi, e finalmente mo non soffre più, te ne si chiude. Ma te tengo, stai con me tutti i momenti, come facciamo scordare, ti chiamo ancora, perché bene che ti voglio resta eterna, mietta me caro papà. Te ne si chiude senza manco un saluto. Papà, se potesse fare mi venisse pure l'anima, ma ti veni a pigliare e poi ci sta Dio, non ti preoccupare, è solo 2 o 3 giorni e poi ti torno a dare, papà. Ed era L'ultima addio, un pezzo dedicato in particolare forte a mio nonno, perché lui amava tanto quando cantava no, mica rimaste pure a casa giusto così per perdere tempo. Lui non voleva sentire nessuno perché voleva solo sentire di cantare, quindi è stato l'uomo che con poche parole mi ha fatto capire tutto nel percorso della mia vita. Un bacio forte. Allora, l'ultimo pezzo e andiamo tutti quanti a casa. È volata questa bellissima puntata. Ancora grazie a Pino Grazioli, a TV Paradise, a tutto lo staff, a tutte le persone che hanno chiamato, a Musicando Foggia, a Massimo, a Tonino Di Bari, a Alessio Rubino e a tutte le persone che mi seguono. Un bacio a tutta la bellissima Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, e un bacio ancora in particolare a Nicola da Radio Potenza Centrale. Un bacio. Siamo pronti con l'ultimo brano. A martedì prossimo. Quello che dice inutile, oh sai non è possibile, però se te ne vai lasciando solo questo cuore, fai male solo a me. È sempre poco tempo, nessuno si può arrendere, che
Perciò ci appicciacammo ma in duriette ci volemmo, lontano tutti e due, non ci fidammo che sta. Se volesse potesse lasciare e dormisse ogni notte con te, ma io non posso lasciare l'improvviso che creda st'amore. Non so scegliere come già, tu c'hai passione e sa tranquillità, tutte vogliono che sbaglia, non ti posso scordare. Se volesse potesse lasciare e sta vita spartesse con te, ma per me essere questi momenti che danno emozione e giocare si chiama toccare e chi sta amore ce l'ha mai rubato e diventa ogni volta più bella fa amore con te. Morendo da una lacrima mi stai dicendo aiutami. Io vero sono egoista, non la lascio, non esiste, ma se perdessi a te, io non cambiassi più. Se volesse potesse lasciare e dormisse ogni notte con te, ma io non posso lasciare l'improvviso che creda st'amore. Non so scegliere come già, tu c'hai passione e sa tranquillità, tutte vogliono che sbaglia, non ti posso scordare. Se volesse potesse lasciare e sta vita spartesse con te, ma per me essere questi momenti che danno emozione e giocare si chiama toccare e chi sta amore ce l'ha mai rubato e diventa ogni volta più bella fa amore con te. Ciao, a martedì prossimo. Grazie. Grazie. trovo ancora qui ad ascoltare tutti i tuoi perché. Dimmi solamente sì, non serve a niente fingere così. Trova la forza di affrontare il cuore, anche se è mio quello che ci sta male. Quelle ferite piano andranno via, insieme a questa mia malinconia. Lascia tutto come sta, non c'è sta niente più che mi ha spiegato. Forse la colpa sarà un poco mia, ho dato tutto a chi ne fa follia. Ma adesso che è finito tutto il gioco, hai spento tu quel nostro grande fuoco che acceso mi sapevi regalare, che le cama nessuno mi può dare. Vivere senza di me sarebbe un incantesimo che fa di te un principe, ma senza la sua principessa magica. Non è una favola scritta come da copione, ci sarà già un lieto fine, non sarà più grande amore. Perché vivere senza di te, per chi ti ha amato sembra un po' impossibile, proprio come me, oltre al cuore sai rubare.
questo sei, forse di me non ti è fregato mai. Come hai potuto fare questo a me? Io che vivevo soltanto per te. Dimmi quello che ho fatto di sbagliato, se c'è qualcosa che non ho capito. Guardami in faccia con la verità, sputa il veleno che ho provato già. Vivere senza di me sarebbe un incantesimo che fa di te un principe, ma senza la sua principessa magica. Non è una favola scritta come da copione, ci sarà già un lieto fine, non sarà più grande amore. Perché vivere senza di te, per chi ti ha amato sembra un po' impossibile. Proprio come me, oltre al cuore sai rubare pure l'anima. A volte esagera quella pazza voglia di morire e di gridare ti amo amore, riempendo il vuoto che hai lasciato tu. Vivere senza di te, per chi ti ha amato sembra un po' impossibile. Proprio come me, oltre al cuore sai rubare pure l'anima. A volte esagera quella pazza voglia di morire e di gridare ti amo amore, riempendo il vuoto che hai lasciato tu. Che hai lasciato tu. Cari amici, benvenuti all'appuntamento quotidiano con In Prestito. Sono qui per parlarvi di tutte le possibilità offerte da In Prestito. Esistono prestiti rinnovati, finanziamenti rinnovati sempre vicini alle vostre esigenze. Già tantissime persone hanno risolto con noi di In Prestito tutti i loro problemi ed hanno realizzato i loro desideri. In Prestito vi propone prestiti fino a 40.000 euro se siete pensionati con una pensione minima di 600 euro e addirittura fino a 70.000 euro se siete dipendenti pubblici statali o appartenenti all'Arma. Con noi di In Prestito potete ottenere un prestito in modo veloce e trasparente. Basta una semplice telefonata al numero verde che vedete in sovraimpressione 800 255 257 ed immediatamente fisserete l'appuntamento con uno dei nostri consulenti. Il consulente è quella persona che dopo pochi giorni viene a casa vostra per aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Questa è In Prestito, una costante disponibilità verso tutti coloro che chiedono un prestito. In Prestito è il prestito veloce, trasparente e senza sorprese. Ma vediamo nello specifico chi può ottenere un finanziamento. Tutti coloro che appartengono alla categoria dei pensionati, dipendenti pubblici, dipendenti statali e tutti coloro che appartengono all'Arma. Ad esempio, se siete pensionati INPS o INPDAP, In Prestito vi finanzia fino ad 85 anni. Sì, avete capito bene, fino ad 85 anni. Basta una semplice telefonata al numero verde 800 255 257 per ottenere una consulenza gratuita senza impegno e direttamente a casa vostra. Ora vi starete chiedendo perché un anziano dovrebbe chiedere un prestito. È molto semplice. Quell'anziano con quel prestito può finalmente regalarsi una vacanza dopo anni di lavoro. Può aiutare un figlio in difficoltà.
può risolvere i problemi dei suoi cari. Insomma, quell'anziano con quel prestito può cambiare la sua vita. A lui Imprestito concede un prestito fino a 40.000 euro. Se siete pensionati INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS e Nasarco con una pensione minima di 600 euro ed avete bisogno di un prestito, chiamate subito il numero 800 255 257. Bastano solo pochi giorni, il tempo di istruire la pratica ed immediatamente entrerete in possesso del denaro che avete richiesto. Occorrono solo pochi documenti, il vostro documento di riconoscimento, il vostro codice fiscale e naturalmente il cedolino della pensione. A tutto il resto pensiamo noi di Imprestito. Avete altri prestiti in corso? Siete stati pignorati o protestati? In passato siete stati dei cattivi pagatori? Per noi di Imprestito non è assolutamente un problema. Imprestito vi concede un prestito fino ad 85 anni. Inoltre Imprestito è coperto da un'assicurazione sulla vita. In qualunque evenienza sarà l'assicurazione a pagare, senza gravare su coniuge ed eredi. Per tutti i pensionati fino ad 85 anni, solo con noi di Imprestito il prestito è garantito. Se invece siete lavoratori dipendenti e fate parte dell'Arma dei Carabinieri, Polizia, Esercito, Vigili del Fuoco, insegnanti, dipendenti pubblici, se insomma fate parte di queste due categorie, dipendenti pubblici e statali, ed avete bisogno di un prestito, chiamate subito il numero 800 255 257 per ottenere un prestito in totale trasparenza. Bisogna semplicemente fornirci l'ultima busta paga, il vostro documento di riconoscimento ed il vostro codice fiscale per ottenere subito il finanziamento che avete richiesto. Se siete dipendenti pubblici e statali, Imprestito vi finanzia fino a 70.000 euro. Avete capito bene? Fino a 70.000 euro. Basta una semplice telefonata al numero 800 255 257 ed immediatamente fisserete un appuntamento con uno dei nostri consulenti, ovunque voi siate. Siamo disponibili per una consulenza gratuita e senza impegno. Cosa aspettate? Chiamate subito il numero 800 255 257 e otterrete subito un prestito anche se siete protestati o cattivi pagatori. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di realizzare i vostri desideri. Chiamate subito il numero 800 255 257. I nostri consulenti sono già a vostra disposizione per consigliarvi il prestito migliore. Già centinaia di persone hanno risolto con noi di Imprestito tutti i loro problemi. Imprestito è il prestito garantito. Questa è la nostra forza, la vostra sicurezza. Se avete bisogno di soldi, chiamate subito il numero 800 255 257. Imprestito è pronta a bussare alla vostra porta per consigliarvi il prestito migliore. Imprestito, la cassa continua del prestito di fiducia. Vorrei sapere quanto manca l'alba e dentro agli occhi luce ancora non c'è. Il vento batte sopra le mie ciglia, il tuo ricordo è ancora fermo in me come in un film. Vorrei guardare la pelle tua, poterti sfiorare, una magia, incanto e passione, solo all'idea di bruciare una volta all'inferno con te che mi dai per me. Se un giorno noi ci incontreremo dove, tra tutti quegli sguardi ho scelto te, e subito si spense tutto intorno a noi, è quella luce che adesso di te, se il mio respiro riuscirà a calmare le tue paure, i tuoi perché, se solo tu